La salvezza di Belluno unisce per una volta tutti i politici bellunesi in un coro di soddisfazione. Il primo a commentare è l'onorevole Maurizio Pagniz. È il mio personale regalo ai bellunesi, solo io so quanto mi è costato. L'unica persona che mi ha aiutato è stato il prefetto di Belluno. A ringraziare il suo parlamentare arriva il coordinatore provinciale del PDL Stefano Ghezze. In questa partita Pagniz ha giocato un ruolo fondamentale. È una giornata storica, la vittoria di Davide contro Golia. Sulla stessa linea anche il consigliere regionale Dario Bond. È importante, sono felice per questo territorio, per il nostro territorio, per la mia terra. Sono felice anche perché adesso potremo tranquillamente cominciare a operare per quanto riguarda l'applicazione della specificità dell'articolo 15. È una pagina indimenticabile per la nostra storia. Belluno è una realtà viva e resta viva. Così il consigliere regionale PD e ex presidente di Palazzo Piloni, Sergio Relon, che sollecita Giunta e Consiglio regionale a attuare il prima possibile lo Statuto del Veneto. Anche la segretaria PD del capoluogo, ex assessore provinciale con delega UNESCO Irma Visalli, commenta la decisione. Belluno è Dolomiti, interamente Dolomiti, un patrimonio mondiale che da oggi diventa un po' di più un patrimonio italiano. Anche Michele Carbonio, di Belluno protagonista, ultimo vicepresidente a Palazzo Piloni, gioisce per il successo e guarda al futuro. Ora all'ente vengono assegnate vere competenze e adeguate risorse. Soddisfazione arriva anche dalle categorie economiche, i sindacati e le associazioni, una su tutte i bellunesi del mondo. La paura di perdere Belluno è riuscita nell'impresa, chissà quanto duratura, di unire finalmente il popolo bellunese. Un breve periodo di vacanza e sempre tornare a casa.